Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora in realtà dobbiamo contraddire noi stessi, dobbiamo da un certo punto di vista smentire quanto sostenevamo soltanto ieri mattina, perché sì, è positivo che Emmanuel Macron o Micron, visto la verosimiglianza delle sue aspirazioni bonapartiste, è una buona cosa che abbia convocato questo per molti versi surreale, diciamo, controvertice europeo di Parigi rispetto all'iniziativa diplomatica americana. È una buona notizia perché ha disvelato diciamo i tre assi su cui si muove attualmente quel Moloch che chiamiamo Unione Europea. E questi tre assi sono l'ipocrisia, la retorica e l'inefficacia. Ecco, dopo la gran soirée voluta da Emmanuel Macron, questi tre elementi sono, diciamo, prepotentemente e oggettivamente sulla scena per chiunque sia onesto intellettualmente. Anzitutto la retorica, nel senso che è elemento che continuano a rimuovere i giornaloni, ma se l'Ucraina ha retto per anni, frustrando i piani originari di Vladimir Putin, che erano di sostanziale annessione integrale forzata del paese, sostanzialmente grazie al sostegno e al contributo tecnologico di intelligence militare americano e in parte britannico, diciamo dell'anglosfera, non dell'Europa continentale che si è ritrovata ieri sera nella gran soirée di Macron a Parigi. E quindi che Macron e chi la pensa come lui sia improvvisamente angustiato dalle sorti dell'Ucraina e quasi veda la nuova amministrazione americana come nemica dell'Occidente, è veramente ipocrita al massimo grado, visto che in questi anni la tenuta sul campo fattuale, non nei discorsi dell'Ucraina, è stata appesa all'anglosfera. C'è poi appunto la retorica. Perché al di là di questo surreale tentativo di bilanciamento per cui il piccolo Bonaparte si contrappone come alternativa, diciamo, dall'interno dell'Occidente al presidente americano, e quindi al di là del fatto di dire che non va bene l'iniziativa di Trump, non emerge un contenuto vero, non emerge un piano realistico per chiudere il dossier, non emerge tanto più una convergenza su un piano realistico di tutti gli attori europei che si sono ritrovati ieri. Cioè appena vai sotto la retorica, questa fantomatica alternativa a un piano che peraltro sta iniziando ora, perché oggi hanno il primo incontro Rubio e Lavrov, quindi è evidente che la bocciatura del piano Trump è un caso par excellence di ideologia, visto che inizia oggi il balletto, per molto, tra virgolette, perché si parla di tragedia ovviamente sul campo, il balletto strategico tra Stati Uniti e Russia. Quindi sotto la retorica niente. E poi il dato più clamoroso, la spettacolare inefficacia e inefficienza dell'Europa, perché non si è usciti con uno straccio di posizione comune su nessun dato sensibile, se non un generico impegno a aumentare la spesa militare europea. Certo, ma quello ve l'ha appena detto Trump, cioè quello non potete non farlo perché Trump vi ha detto o la smettiamo con questa follia per cui solo il contribuente americano paga la NATO, oppure bisogna mettere in discussione l'assetto dell'alleanza, quindi è una scelta diciamo obbligata che non riguarda ieri sera. Per il resto non c'è nessuna posizione comune, concreta, realistica, tanto più alternativa al piano americano emerso da ieri sera. Ed è anche ovvio che non ci sia, perché, come diceva la signora Thatcher, l'Europa è grande perché ha gli stati-nazione, perché ha, diceva la Thatcher, la Gran Bretagna in quanto Gran Bretagna, la Spagna in quanto Spagna, la Francia in quanto Francia, l'Italia in quanto Italia, la Germania in quanto Germania. Questa è la ricchezza anche plurale secolare dell'Europa. La posizione univoca non esiste, esisteva questo tentativo di piccolo imperialismo bonapartista frustrato sul nascere. Quindi alla fine viva l'incontro di Parigi che ha mostrato la nullità concreta dei progetti velleitari di Emmanuel Macron. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.